Bene, allora, benvenuti a tutti quanti. Mi pare che siamo tutti interessati alla storia, no? Perché siamo tutti figli della storia, quindi stasera sentiremo una bella storia che ci racconterà Dino Barattini, una storia che riguarda la nostra regione, forse da un po' il pordenonese, siamo un po' fuori, riguarda la zona egemona, buia, no, però sarà estremamente interessante. Dopodiché, se qualcuno di voi vuole comprare il libro, c'è il libro che viene presentato questa sera, ma c'è anche il libro precedente, quello su Don Pancino, di cui qualcuno di voi avrà già sentito parlare, sempre che riguarda il ventennio e che si è svolto nei nostri territori. Buon ascolto a tutti, è l'ultima serata che facciamo quest'anno con l'aiuto dell'Oppure e speriamo di poter continuare con un programma nuovo anche quest'anno. Prego. Grazie Paolo, grazie anche all'amministrazione comunale di Budoia che per la quarta volta, credo, questa è la quarta edizione, ci ha permesso di appunto organizzare Budoia Raccontami, un evento che diventa anche sempre più variegato. Quest'anno siamo riusciti a fare anche molta divulgazione scientifica, un nuovo filone forse che l'Oppure sta prendendo. D'altronde, se queste sono le richieste anche che arrivano dal territorio, volentieri come associazione culturale ci adeguiamo anche a queste richieste. Saluto tutte le persone presenti in sala, ma anche le persone che come sempre ci seguono anche online, siamo in diretta su Facebook. Ringrazio naturalmente anche il relatore di questa sera che ci parlerà di una storia davvero avvincente. Io sono andato a guardare qualcosina sul web negli ultimi giorni per farmi un'idea un po' della vicenda interessante, per cui questa sera sicuramente avremo modo di sentire delle storie interessanti riguardanti il territorio, riguardanti il ventennio. Due parole in questa ultima serata di Budoia Raccontami 2022-2023. Noi dell'Oppure appunto organizziamo eventi culturali, ma teniamo anche attivo e vivo un blog online, il nostro sito www.loppure.it, i nostri social, attraverso i quali cerchiamo di raccontare il territorio a 360 gradi. Lo facciamo nel nostro tempo libero, da volontari, siamo tutti under 35, chi più, chi meno, ecco. Quindi cerchiamo di farlo con passione, avendo studiato e sapendo quello di cui parliamo, cercando anche di organizzare degli eventi che insomma portano anche la cultura, chiamiamola alta, non è forse l'espressione più felice, però forse rende l'idea, anche in luoghi un po' periferici come Budoia. Però il grande successo che riusciamo ad avere con le edizioni di Budoia Raccontami è sempre un grande piacere. Naturalmente, per portare avanti, piccolo spazio pubblicità, questa attività che è completamente volontaria, essendo noi un ente del terzo settore, io invito sempre le persone presenti in sala a lasciare un piccolo obolo, magari cartaceo l'obolo, mi piace anche la carta per quanto riguarda l'obolo, all'interno della giara che trovate alla vostra uscita. È anche una bella giara, la riconoscete. Qualsiasi cosa ci lasciate permetterà naturalmente a noi di portare avanti questa attività senza dover sanguinare dalle nostre tasche, solo facendo giustamente un po' producendo un po' di sudore per mantenere le nostre virtuali carte attive e continuare a fare cultura su questo territorio. Grazie mille a tutti e a tutte, lascio la parola al relatore di questa sera, che nuovamente ringrazio. Grazie a Paolo Cimaroschi, all'associazione L'Oppure, che mi dà così la possibilità di raccontare una storia. È un libro di storia quello che ho scritto, con tanto di note, bibliografia, però è anche un racconto di fatti avvenuti ormai un secolo fa. Io sono già stato a Budoia, avevo presentato, non so se ti ricordi Paolo, il libro sui moti di Navarone del 1864, poi
ho presentato un libro di cui ho ormai solo 2 copie, una l'ha presa il Signore, che è la storia di questo stranissimo prete che si chiamava Don Giusto Pancino, all'epoca dei fatti parroco di Erto, e con una storia molto complicata, vincente, ma adesso parlo del nuovo libro, che in realtà è una seconda edizione di un libro che avevo fatto nel 2011. Uno fa un libro, poi trova altre cose, orco qua, forse ho sbagliato, dovevo scrivere così, ho riscritto qualche capitolo, aggiunto delle cose. Dunque, io utilizzo delle immagini che non sempre seguiranno quello che dirò, quindi andrò avanti e indietro, scusate, e scusate se uso il microfono, ma ho un problema in bocca e la mia voce è un po' così pastosa e non limpida. Allora, è una vignetta satirica, è Mussolini che domina l'Italia, le fasi dell'ascesa del fascismo le conoscete, nel 19 si formano i fasci di combattimento, poi nasce il Partito Nazionale Fascista, la marcia su Roma 1922, poi una prima stretta sulle libertà politiche, sulle libertà personali avviene il 3 gennaio 1925 per arrivare alle leggi fascistissime del novembre 1926 che portano il fascismo ormai in una aperta dittatura totalitaria. Allora, scusate, no, sì. Ecco, 1926 è l'epoca dei vari attentati che Mussolini subisce. La persona che va più vicino a eliminare il capo del fascismo è questa signora, questa vecchia signora irlandese, che a Roma nel marzo del 26 si presenta a un convegno di chirurgi al Campidoglio e spara verso Mussolini. Mussolini probabilmente fa un saluto romano e quindi tira indietro il capo e viene ferito sul naso. Ci sono delle buffissime foto di Mussolini con un grande cerotto sul naso. Poi ci provano anche altre persone. Dalla Francia arriva l'anarchico Lucetti che si apposta nel tragitto che Mussolini faceva forse da Palazzo Chigi a Villa Torlonia e tira una bomba a mano, la quale bomba a mano batte sul paraurti dell'auto di Mussolini e torna indietro facendo morti e feriti tra la gente che passava. Però poi ci sono altri attentati. Vedete la foto di questo bambino? Questo bambino si chiamava Anteo Zamboni. Siamo nell'ottobre del 1926. Anteo Zamboni, che probabilmente non era più così, ma aveva 15-16 anni, in un angolo, in un bivio, la macchina di Mussolini doveva rallentare,
spara e perfora la cravatta di Mussolini e passa dritta. Anteo Zamboni viene linciato dai fascisti e lo massacrano a pugnalate. Non si è mai capito se fosse veramente Anteo Zamboni a sparare al duce. C'è qualcuno che dice che era un complotto all'interno del fascismo e adita un personaggio che troviamo poi nella storia che si chiamava, che era il più fascista di Mussolini, che era Roberto Farinacci, che si contrapponeva spesso e volentieri al duce. 1931, e poi entriamo nella storia che vi voglio raccontare. Queste sono delle immagini terrificanti dell'anarchico, un altro anarchico a proposito, che si chiamava Michele Schirru. Michele Schirru viene dall'America per uccidere Mussolini, commette l'errore di parlarne con una prostituta che aveva frequentato la sera prima. Questa prostituta, come molte prostitute, erano informatori dell'Ogra. Michele Schirru viene arrestato. Lui quando subisce l'interrogatorio estrae la pistola di una guardia e tenta di uccidersi. Questi sono i risultati. Michele Schirru viene fucilato con l'imputazione di avere pensato, quindi non eseguito, un attentato a Mussolini. Allora, eccolo qui, l'oggetto di tanto desiderio. Allora, io ho costruito questo libro come una sceneggiatura, ma è sempre un libro di storia, una sceneggiatura di un film. E parto con una prima scena. Chi conosce Roma sa che questo è Piazza Colonna. Piazza Colonna, con la colonna Traiana. Quello a destra è il Palazzo Chigi. Vedete che al primo piano c'è una terrazzina, c'è una terrazza. Lì Mussolini doveva il 4 novembre 1925 affacciarsi per salutare i combattenti, gli ex combattenti che in corteo si sarebbero diretti all'altare della patria partendo da Piazza del Popolo. Chi conosce Roma conosce benissimo anche questo tragitto. La scena qual è? La scena è che un maggiore degli alpini si presenta all'Hotel Dragoni di Roma. Il giorno prima una persona aveva prenotato una stanza d'albergo a nome di Domenico Silvestrini. Questo maggiore degli alpini era accompagnato da un giovane, aveva una valigetta e uno strano astuccio che conteneva chissà che cosa. Il proprietario dell'Hotel Dragoni gli indica una camera. Lui guarda fuori
no, questa camera non mi va bene, io voglio assistere al corteo degli ex combattenti e vediamo un'altra camera. E individuo una camera che dava, ecco, questo è il balcone e questo è uno dei momenti in cui Mussolini arringa la folla dei convenuti. Questa camera il padrone dell'Hotel Dragoni non gliela voleva concedere perché 2 giorni prima in quella stessa camera era morto il padre. Silvestrini insiste e finché il padrone gli concede questa camera, lui si affaccia ancora una volta dal balcone, che è questo qui, vedete questo balconcino qui, che dà direttamente su quel poggiolo, no? Silvestrini e il suo giovane accompagnatore fanno alcuni lavoretti all'imposta, alla finestra, dall'astuccio tirano fuori il fucile e lo puntano in direzione del balcone. Silvestrini si stende sul letto e aspetta l'arrivare della folla e l'ora prefissata affinché Mussolini si affacciasse a quel balcone. Solo che a un certo punto arriva, sente bussare alla porta, lui si alza, con molta calma va ad aprire, una cameriera dice ci sono delle persone che la cercano e interviene la polizia politica che prende il Silvestrini e il suo giovane accompagnatore e li portano in carcere. Bene, questa è la prima scena. Questo è ciò che i poliziotti trovano nella camera, è un Meinlich, è un fucile di precisione usato dalle truppe alpine austro-ungariche. E la seconda scena invece ci porta in Friuli, a Buia. Buia è un paese un po' strano, perché Buia non esiste, è un insieme di borgate, cioè Buia in quanto tale non c'è. È un paese come tanti altri paesi del Friuli nel 1918, 19, 20, che vive in grandissima difficoltà. La guerra ha lasciato il segno e la popolazione si aggrappa alle organizzazioni cattoliche che iniziano a costituire cooperative di consumo, cooperative di lavoro, proprio per aiutare la povera gente nel sostentamento. Tenete presente che Buia è un paese di fornacciai, cioè quelli che fanno i mattoni, e quindi un paese di emigrazione. Con la guerra, in quanto emigrazione soprattutto in Austria e Germania, gli immigranti erano ritornati e quindi c'erano altissimi tassi di disoccupazione e quindi di difficoltà economiche. A Buia esistono 2 partiti in competizione, quello dei popolari, quindi cattolici, e gli ex combattenti, e poi c'è in una frazione di Madonna i socialisti, ma sono molto pochi in confronto ai popolari, in confronto agli ex combattenti. I consigli comunali sono animatissimi, i consiglieri comunali vanno in quel clima di violenza
che c'è nel dopoguerra, nel primo dopoguerra, vanno armati, quindi questo è il livello di tensione. A Buia ci sono due giovani molto in vista. Uno si chiama Ferruccio Nicoloso, quello più piccolo, e l'altro si chiama Pierarino Barnaba. Sono due eroi di guerra, nel senso che loro si erano gettati durante la prima guerra mondiale col paracadute dietro le linee nemiche dopo Caporetto ed erano stati decorati da varie medaglie e soprattutto da 2 medaglie d'argento. Si erano buttati per avere informazione sui movimenti di truppe sulla Ponte Bagna, cioè la strada che dal nord scende verso Udine. E sono molto amici, molto legati tra di loro, più esuberante il piccoletto Ferruccio Nicoloso, figlio di un grosso imprenditore di Buia con varie attività, tra cui una banca. Pierarino Barnaba discende dai Barnaba che erano stati eroi durante il Risorgimento, quindi delle famiglie molto in vista. A un certo punto la loro amicizia si rompe. Allora, non sappiamo bene perché l'amicizia si rompe. Sappiamo per certo che l'elemento che fa scatenare questa rottura è la medaglia d'oro di Barnaba, diventa improvvisamente una medaglia d'argento e l'altro no, ma abbiamo fatto le stesse cose. I due avevano aderito prima agli ex combattenti e poi aderiscono ovviamente al Partito Nazionale Fascista. Da quel momento in poi il paese si spacca in due. C'è chi stava con Nicoloso e c'è chi stava con Barnaba. Barnaba fa una carriera prodigiosa all'interno del partito fascista, perché da centurione della milizia diventa luogotenente della milizia, scusate. Questo perché? Perché Barnaba conosceva un tale che si chiamava Italo Balbo. Italo Balbo, voi forse non lo sapete, ma io che vengo da San Daniele lo so, frequentava San Daniele del Friuli perché faceva la corte alla figlia del conte Florio e in quanto alpino conosceva molto bene Barnaba. Barnaba poi fa delle mosse politiche molto azzeccate. Nel momento in cui Farinacci, il famoso più fascista, diventa segretario per un piccolo periodo, segretario del Partito Nazionale Fascista, lui si avvicina a Farinacci e nel 24 diventa segretario amministrativo del Partito Nazionale Fascista, quello che girava i soldi, in sostituzione di Marinelli, di Giovanni Marinelli, che ha avuto dei problemi non da poco riguardanti un fattaccio che poi vi dico. Quindi la comunità spaccata in due, carriera prodigiosa dell'uno che avviene tramite il fatto di essere medaglia d'oro. All'epoca se eri medaglia d'oro, tutta una serie di porte ti si aprivano. Però a Buia
è frequentata anche da un'altra persona che è il protagonista di questa storia. Ecco, questo è Barnaba e questo è Ferruccio Nicoloso. Italo Balbo lo abbiamo nominato. Buia è frequentata da Tito Zaniboni. Chi è Tito Zaniboni? È un personaggio singolare, era un tiratore scelto, parte come tenente durante la prima guerra mondiale, conquista 3 medaglie d'argento, conquista una medaglia di bronzo, si presenta nelle liste del Partito Socialista alle elezioni del 19, non viene eletto, ma viene eletto nel 1921 nella circoscrizione di Udine-Belluno, perché le due circoscrizioni erano insieme. E viene eletto onorevole, frequenta Buia perché intanto durante la guerra la frequenta perché aveva come aiutante un certo Angelo Ursella e perché quando nei periodi di riposo, di quando non era al fronte come alpino, quindi le montagne, quindi combatteva sulle montagne della Carnia, frequentava una locanda che si chiamava Dalle Lucie ed era gestita da una signora un po' più grande di lui, un po' più anziana di lui, ma una bella signora con la quale aveva una diciamo relazione. Lui era sposato, aveva una figlia, ma Zaniboni da questo punto di vista era un po', come dire, leggero, un farfallone, saltava di fiore in fiore. Quando viene eletto a Montecitorio frequenta i salotti romani, conosce contesse, una delle sue amanti diventa per un certo periodo Sibilla Lerano, la scrittrice, una delle prime scrittrici femministe, insomma un personaggio eccentrico e diciamo Zaniboni è molto attivo da un punto di vista politico, si dà da fare nel 1921 per costituire il patto di pacificazione, cioè quel patto firmato anche non proprio da Mussolini, ma in cui socialisti e fascisti si mettevano d'accordo per non darsene più, per non spararsi, per un patto di pacificazione che dopo neanche una settimana è stato, come dire, disatteso. Eccolo qui, Belluomo, quello a sinistra, che parla con un fascista, un deputato fascista molto famoso che si chiamava Giacomo Acerbo, che sarà il relatore della famosa legge Acerbo che cambia in prossimità delle elezioni del 1924 la legge elettorale che dava un grandissimo premio di maggioranza al partito che avesse vinto. Zaniboni non è un fanatico, lui aderisce alla corrente riformista socialdemocratica, come la possiamo chiamare, aderisce al partito di un certo Giacomo Matteotti, e che era il Partito Socialista Unitario. Allora, Mussolini in quel momento, entriamo un po' anche nei fatti personali, un po' di gossip ci sta, non abita a Villa Torlonia, abita, ironia della storia, in via Rasella, è solo in via Rasella, è solo perché
la famiglia con i figli è rimasta a Milano. Lui, come dire, da un punto di vista sessuale molto molto attivo. A un certo punto leggerete nel libro come lui e Zaniboni frequentano le stesse donne. A un certo punto però, questo sono i giornali, no? Dell'epoca, il testo del trattato di pace tra fascisti, socialisti e confederali, e così, questo è tutto opera di Zaniboni. Questo è, scusate se non sono messe in ordine, ma insomma questo è Angelo Russella, diciamo l'aiutante di Tito Zaniboni, e questa è una foto trovata miracolosamente in un archivio di Lucia Paoluzzi, la tenutaria dell'osteria con camere su Abuja dove Tito Zaniboni pernottava. Quindi a un certo punto Mussolini e Zaniboni frequentano le stesse donne, ma intanto cosa succede a Buia? Abbiamo detto di questa frattura. Nicoloso è molto risentito, si stacca dalle posizioni fasciste ed entra nell'orbita di Tito Zaniboni, che continua a tessere la sua trama politica. Lui è onorevole della zona e quindi ha contatti con molte personalità locali. E questo gruppo di Buia comincia a trovarsi nell'osteria di Lucia. A un certo punto avviene, il fattaccio. Qual è il fattaccio? Il fattaccio è che il 30 maggio Giacomo Matteotti pronuncia un discorso molto duro e dice che le elezioni appena svoltesi devono essere annullate perché si sono svolte in un clima di violenza, con intimidazioni, e quindi che quella Camera non aveva alcun valore. Il discorso, che doveva durare 10 minuti, dura 2 ore per le continue interruzioni da parte dei fascisti. Doveva tenere poi un secondo discorso, ma il 10 giugno 1924 Giacomo Matteotti viene prelevato e ucciso dalla cosiddetta cieca del Viminale, cioè era una sorta di banda pagata dal Ministero degli Interni e quindi pagata da Mussolini, che ad interim aveva il Ministero degli Interni, e Matteotti scompare, non si sa più dov'è, non si trova il suo corpo. La minoranza insorge e compie una scelta da un punto di vista morale bellissima, cioè quella di non accettare, di non partecipare ai lavori del Parlamento, ma da un punto di vista politico sciagurata, perché si priva di una cassa di risonanza. Il Parlamento era l'unico posto dove la minoranza poteva esprimere le sue idee, e quindi perché scompare Mussolini? Matteotti? Perché Matteotti doveva fare un secondo discorso
perché lui era andato a documentarsi. Matteotti era in effetti il più grande avversario del fascismo, il più grande, il più documentato, quello che andava a spulciare, a leggere i bilanci, le pieghe dei bilanci. E era andato a Londra, dove gli inglesi gli avevano dato la documentazione di un grave scandalo che poteva scoppiare, perché c'era di mezzo una grossa tangente, l'Italia è questa, una grossa tangente che doveva essere intascata non da Benito Mussolini, ma l'anima, diciamo, quella che gestiva poi i soldi era il fratello Arnaldo Mussolini. Una grande tangente sui petroli, perché l'Italia aveva dato l'opportunità alla compagnia, una compagnia americana, di sondare e se ci fosse petrolio, gas in Italia, a fronte di una grossissima tangente. Quello voleva dire Matteotti, con altre questioni relative alle case da gioco, alla vendita di armi, cioè si era costruito un dossier. Era quel dossier che portava nella borsa al momento di essere rapito. Scusate, vado avanti un po' veloce e salto dei passaggi, se no ci perdiamo. Ecco qui, dopo il rapimento di Matteotti in Italia c'è una grandissima indignazione. Molti fascisti lasciano il partito, si tolgono la cosiddetta cimice. Tolgono la cimice. Mussolini è veramente in difficoltà che supererà con il discorso del 3 gennaio 1925, quando si prende un discorso incredibile. Io me lo sono dato a leggere, l'ho anche riportato, quando dice: se il fascismo è una banda di delinquenti, io sono il capobanda, tirate fuori il cappio, chi avrà il coraggio di tirare fuori il cappio e uccidere la migliore gioventù. Insomma, si assume la responsabilità del delitto Matteotti e quindi risolve in qualche modo una sorte che lo stava segnando. L'opposizione cosa fa? Spera nell'intervento del re. Solo il re poteva destituire il capo del governo. Pensa alle parti estreme a una sollevazione popolare. Né il re né la sollevazione popolare risolvono la questione. Tito Zaliboni, che nelle elezioni del 24 non si era riconfermato perché i voti dei socialisti in Italia si erano ridotti, vuole vendicare la morte di Matteotti e comincia a girare tutta l'Italia, va in Francia, prende contatto con le legioni garibaldine, con i nipoti di Garibaldi che erano in Francia e garantivano armati che sarebbero entrati a far fuori il fascismo. Poi in realtà i fratelli Garibaldi, il nipote, si ribelleranno degli agenti della polizia fascista e dell'ONU. Prende contatto con i fascisti dissidenti, prende contatto con Italia Libera, un movimento che era sorto del 23, ma subito dopo l'assassinio di Matteotti si ingrandisce, prende contatto con i direttori dei giornali, va dal re, il re, scriverà Zaliboni, lo riempì di silenzio.
non disse nulla, non si mosse. E quindi lui, dopo questi giri con un'automobile, una Lancia Lambda, che era, diciamo, il non plus ultra di quello che il mercato automobilistico dava in quei tempi, Lancia Lambda acquistata con dei fondi che il governo cecoslovacco gli aveva fatto arrivare attraverso il Partito Socialista Unitario, che poi il Partito Socialista Unitario quei soldi non li vede, entrano nelle tasche di Zanniboni, e lui si compra quest'auto che gira in tutta Italia, soprattutto l'Italia del Nord, va a Roma per riunioni e così via. Tito Zanniboni è un massone e quindi chiede aiuto anche alla massoneria. Lì ad ascoltarlo trova il generale Luigi Capello, che era il comandante della terza armata sul fronte dell'Isonzo, uno che aveva problemi molto grossi perché c'era un'inchiesta ministeriale sul Caporetto, e quindi fa dei giri vorticosi con questa Lancia Lambda, poi alla fine tornava nella locanda di Lucia Paoluzzi, e lì in Italia gli promettevano armati, lì trova un gruppo solido in cui c'è dentro Ferruccio Nicoloso, sempre più inviperito nei confronti dei fascisti, nei confronti della carriera di Barnaba e così via, e fanno delle riunioni nell'osteria. Quando a un certo punto le riunioni diventano scottanti, vanno a casa di Ursella, che in una località che si chiama Monte. Per farla breve, in un primo momento loro pensavano di suscitare una rivolta popolare, dopodiché tutti quanti promettevano qualche cosa ma non succedeva niente. Tito Zanniboni, esasperato da questa situazione, decide di caricarsi sulle spalle il fatto di eliminare, correggere, gli dà solidarietà, è il gruppo friulano di Buia. Ci sono varie riunioni, alla fine c'è un'ultima riunione a Pasto Monte Croce. Lì viene consegnato a Tito Zanniboni il Mannlicher, il fucile di precisioni. Tito Zanniboni col suo giovane amico va a Roma, fermandosi a metà strada ad Orvieto per provare il fucile. Il maggiore Silvestrini, di cui vi ho raccontato nella prima scena, è Tito Zanniboni. Nella giornata in cui viene arrestato anche il generale Capello, che stava fuggendo da Roma e stava andando a Torino e probabilmente in Francia, e quindi vengono arrestati Zanniboni, il giovane che si chiama Carlo Quaglia, e il generale Capello. Nei giorni seguenti Buia viene rovistata da cima a fondo, va dentro mezzo paese, poi li rilasciano il giorno dopo, 2 giorni dopo, succede veramente un disastro. Delle cose che non vi ho detto, il cadavere di Matteotti viene trovato vicino Roma, in un bosco,
60, che c'è questa versione coperta, c'è anche la versione decapotabile, ora non so quale lui usasse. E questo è Peppino Garibaldi, che anche questo aveva promesso molte cose a Zaniboni, e questo è il Farinacci, è un giornale locale, il giornale del Friuli, diretto dal pordenonese Pisenti, che fu poi ministro nella Repubblica Sociale Italiana. L'arresto dell'ex deputato Zaniboni mentre metteva in esecuzione un criminale contro il Duce, anche il generale Cappello arrestato con altri complici. E poi la stampa dà grande risalto a questo fatto dello Steyr lì, che è Steyr, che veniva in mente prima. Zaniboni aveva anche una pistola, quindi era ben armato, questo è il generale Cappello, e diciamo che una cosa strana avviene. Intanto Carlo Quaglia esce dopo 2 giorni. Zaniboni in un primo momento si assume tutta la responsabilità del fatto, dopodiché capisce che c'è stato qualcuno che lo ha tradito. Saranno stati anche, se vogliamo, gli atteggiamenti dei suoi sodali friulani, che in quanto friulani ogni tanto frequentavano le osterie e trovavano i fascisti di Buia e gli dicevano dopo una decina di bicchieri di vino: voi fra un po' verrete appesi ai fanali e non conterete più niente. Quindi erano, come dire, i cospiratori un po' sui generis. Fatto sta che qualcuno tradì. Ora vi devo dire chi tradì, o leggete il libro, non lo so. Ve lo dico perché l'avevo promesso. È il giovane Carlo Quaglia. È il giovane Carlo Quaglia che aveva accompagnato Zaniboni. Qualcuno in Friuli sospettava di questo giovane che rimaneva sempre taciturno. Praticamente Carlo Quaglia aveva 2 passioni: le donne e il gioco in borsa. Aveva bisogno di molto denaro. La polizia politica e Farinacci in prima persona avevano, come dire, mosso tutta la situazione affinché Mussolini, da carnefice di Matteotti, passasse a diventare vittima dell'antifascismo. E questo primo tentativo di farlo fuori viene, come del resto anche gli altri, usato dal fascismo e da Mussolini in prima persona per giustificare le leggi liberticide che avevo citato all'inizio. Questo, come dire, è la morale. Tito Zaniboni subisce ovviamente il processo, aprile 1927, tenendo presente che anche la banda del Viminale, la Ceca, subisce il processo. Il personaggio fondamentale della banda del Viminale è Amerigo Dumini, che si presentava quando Piacere Dumini, 11 omicidi. Cioè, capite che tipo di personaggi stavano dietro. La storia
del delitto Matteotti è molto, molto complessa. E la banda del Viminale complessivamente ha delle condanne irrisorie. Dopo un anno erano tutti fuori. Tito Zaniboni e Cappello prendono 30 anni ciascuno, poi gli altri complici 10, 7 e così via. Non entro nei dettagli della sentenza, se no facciamo mezzanotte. Permettetemi ancora di farvi vedere due immagini. Questo è il generale Cappello in carcere, sorvegliato a vista, ha ormai 70 anni, quindi questo è un anarchico, un altro anarchico Tresca, che scrive questo libricino che viene rappresentato negli Stati Uniti all'attentato a Mussolini, ovvero il segreto di Pulcinella. Tutti sapevano che cosa sarebbe accaduto, la polizia politica, attraverso le informazioni che venivano date da Carlo Quaglia, era perfettamente presente a quello che stava per accadere, e sono intervenuti un'ora e mezza prima che Mussolini si affacciasse al balcone. Poi nel libro racconto come vanno a finire i vari personaggi. Questo è Pier Arrigo Barnaba, che riceve a Udine nel 1938 Benito Mussolini, lo saluta il famoso viaggio di Mussolini nelle tre Venezie, quando Mussolini a Trieste fa il discorso antisemita dicendo: guardate, ci saranno delle leggi antirazziali perché dobbiamo preservare la razza. Poi nello stesso viaggio va a Tor Viscosa, dove inaugura la Snia Viscosa, Cividale, Udine, passa anche per Pordenone e così via. A Caporetto lì rischia qualcosa, perché gli slavi avevano in mente un qualcosina che però poi rinunciano, perché attorno a Mussolini si era creata un'ala di bambini che lo circondano, e quindi avevano preparato una bomba anche lì. E questa invece cos'è? Non è Buia, ma è l'isola di Ponza. L'isola di Ponza, quindi l'ultima parte della condanna. Zaniboni la passa all'isola di Ponza. E perché io ho messo questa immagine dell'isola di Ponza? Una nave si vede all'orizzonte. Questa nave attracca, scende un uomo, era Benito Mussolini, arrestato dal re e portato all'isola di Ponza. Zaniboni era lì con Pietro Nenni. Quindi carcerieri e carcerati si trovano carcerati nella stessa isola, è l'ironia della storia. L'isola di Ponza, Zaniboni poi nel 1944 viene incaricato da Badoglio a fare il commissario per depurazione, cioè per verificare se c'erano estremi per processi a fascisti e così via. Questo incarico dura pochissimo, perché durante gli anni di carcerazione c'era stata una corrispondenza tra Mussolini e Zaniboni, e Mussolini aiuta la figlia a finire gli studi e lui lo ringrazia sentitamente di questo appoggio. Dice: non chiedo di uscire di galera, ma quello che tu, perché si davano del tu fin dai tempi in cui Mussolini era socialista e direttore dell'Avanti.
e quello che stai facendo ti rende onore. Queste lettere, insomma, quindi dura pochissimo questo incarico, ha un altro incarico, poi si presenta nelle liste del Partito Socialdemocratico, non ha una grandissima carriera, però rimane il fatto e viene ricordato come il primo attentatore, fallito attentatore di Benito Mussolini. Questa è in sintesi, molto in sintesi del libro. Troverete altri particolari, altri personaggi. È un libro è semplice nella lettura, come spero di esserlo stato nella illustrazione. Io finisco qui, il libro è qui, se lo volete. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero di non avervi annoiato.